quali sono le emozioni nel vivere il primo consiglio comunale da sindaco? Beh, è una grandissima emozione ovviamente, ho fatto 5 anni in questo consiglio nei banchi dell'opposizione, adesso ovviamente è una grandissima emozione questo primo consiglio da sindaco di un'esperienza che durerà 5 anni e che sarà sicuramente un bellissimo viaggio. Quali sono le istanze che come amministrazione volete affrontare subito? Beh, sicuramente la cura e la manutenzione della città, ci siamo già messi al lavoro da questo punto di vista, soprattutto per quanto riguarda la revisione del sistema di raccolta differenziata di cui abbiamo parlato spesso in campagna elettorale, ci vorrà ovviamente del tempo perché ci sono tante cose a cui mettere mano, fare una progettazione, condividerla con Città Metropolitana, con il gestore, ma siamo già al lavoro per questo insieme a tutti gli altri temi amministrativi che porteremo avanti. Ecco, nell'ultimo punto del Consiglio Comunale poi c'è la Tari, abbiamo visto che c'è stata già un po' di contrapposizione. Come amministrazione quali criteri avete adottato per la pratica della Tari? Ma molto semplicemente sapendo che ci sarà un piccolo aumento che è derivante dai costi dell'inflazione, un aumento generalizzato che ovviamente riguarda tutti i comuni, abbiamo deciso di non sterilizzare con l'imposta di soggiorno questo piccolo aumento perché abbiamo creduto che l'interesse collettivo nell'avere alcune opere importanti, tra cui la ristrutturazione dei bagni pubblici, fosse più importante che garantire un piccolo beneficio marginale ai singoli. Detto questo, sappiamo che per molte persone quei pochi euro in più di aumento possono fare la differenza e proprio per questo stiamo già valutando di incrementare il fondo a sostegno delle difficoltà proprio per eventualmente andare incontro a quelle persone per cui anche questo piccolo aumento di pochissimi euro e quelle famiglie potrebbe metterle in difficoltà.